guida della città di Cagliari e dintorni per canonico Giovanni Spano. Cagliari 1861. Vuoto. Fabbrica dei tabacchi. Uscendo nuovamente per la porta per andare in città, a man dritta ed incontro alla porta Jesus si trova l'edificio che serve di fabbrica per i tabacchi. Questo era il convento dei... Io oggi lavoro all'Agenzia regionale per il lavoro della Sardegna. Buongiorno, si accomodi, prego. Mi dica. Dunque, io volevo delle informazioni riguardo alla mia pratica del Master in Dive. Ma non è stato sempre così. Io facevo l'infermiere. Mi occupavo della salute degli operai, quelli che facevano le sigarette. Grazie. Va bene? Sì, Niente, grazie. arrivederci. Buongiorno. Salve. Nella fabbrica dei tabacchi. Beppe! Dai, Tonino, scendi! Perché non aspettiamo gli altri domani? No, adesso entriamo. E se c'è la guardia? Non ce n'è guardia. Ma sei sicuro? Va bene, ma come hai fatto a entrare dentro? Come hai fatto? Ma se c'è il cancello? Non ce n'era cancello quando sono passato io. Sto sognando.
arriveranno. Arrivano, vedrai che arrivano. Beppe! 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 È mezzogiorno e questo è il suono della sirena della manifattura tabacchi a Cagliari. Chiama al lavoro per l'ultima volta gli operai. Dopo 150 anni la fabbrica chiude. Sentire questa sirena è una grande tristezza. Riempie i nostri cuori ancora più di tristezza. Ragazzi. Purtroppo è finita. Che mi sento che lascio qualcosa qua dentro. Non me ne sto andando contento. Io ero dall'altra parte perché volevo il sole. Lo sai che io ne ho parlato con il di fabbrica del suo passivo del denuncia, sì. A Cagliari questa mattina protesta dei dipendenti della manifattura tabacchi che ha chiuso definitivamente i battenti. Con essa scompare anche un pezzo di storia della città. E mentre aspettano di entrare, arrivano i panettoni. Ma avremmo voluto un altro panettone che restasse aperta. La manifattura, dicono i sindacati, chiude per colpa dei politici. Diciamo che si sono interessati molto a sprazzi e il loro molto insufficiente interesse ha portato a questa situazione di chiusura. Noi avevamo lanciato l'allarme fin dal 1982, per cui ecco perché ce l'abbiamo con i politici sardi. Le fabbriche disseminate in tutto il territorio nazionale erano 21, solo 6 resteranno aperte. Il dato più clamoroso è che il personale, quindi il dato occupativo, è sceso da 14.000 operai e impiegati che contavamo nel 1991 agli attuali 900, considerando la manifattura di Lecce, l'unica superstite per quanto concerne le sigarette, e la manifattura di Lucca che produce sigari, appunto sono 900 dipendenti in tutto. Non c'è più quel rumore classico di fondo che si sentiva tutti i giorni quando entravamo qui, che era il rumore delle macchine in funzione. Oggi si sentono gli uccelli. Nei primi anni, quando si è iniziato a lavorare il tabacco, era il regno delle donne. Qui è iniziato il lavoro industriale femminile in Sardegna.
Ah, adesso poco noi sta manifattura. 1937, 19 anni, quasi 20 anni. Teniamo già un figlio. Mia madre l'ho vista in fotografia dell'epoca, in fotografia del 26, e c'aveva un visettino proprio da bambina, addirittura non le prendevano se non avevano avuto già le cose che hanno le donne in una certa età, ma mia madre ha dovuto dire che l'aveva avuto già questa cosa, e quindi l'hanno presa in considerazione e era riuscita a entrare. Devo cominciare noi a 19 anni e mi dice andare a 58 anni. Femo bene. Tra operaios e maestras e operaias impiegate sulle 800, un di russo. Temos meras. Temos. Ma ti parava a segare sta bolla per il cigarro, sa fascia e basta. Poi, dopo che imparavo questo, sul ripieno, con due freni. E insomma ti imparavo come ti dobbiamo muovere le mani. E sai, ci si renesce. E si arriva fino a 600. 700 di brus, no, non fai. Puta, dobbiamo calare a sala materna dalla tai, sui figli che applazzano. E poi facciamo di mezzodì, a mezzodì e mezz'ora a prandi. E poi di mezzodì e mezz'ora a sauna, andessa alla taglia subito. E qualche volta qualcuno era in ritardo, eccetera, eccetera, e vedeva che andavano alla sala materna a dare da mangiare ai bambini e dicevano: per favore, vedi se puoi dare la bottiglietta al mio bambino o alla mia bambina, che io sono molto in ritardo per il cottimo. Mia madre che mi diceva: ma sai quanti fratelli e sorelle di latte hai? No, 91. È sempre più bene. Se sono sempre con le mie sputavamo. La nostra dottoressa, voi uscite fuori dalla stanza di vostra madre e lasciatela fumare, altrimenti muore quella. Dopo la nave, che si sta un chiedendo di fumare, non è altro che una fabbrica con caratteristiche particolari e forse anche poi alla fine con dei lavoratori particolari che anziché odiare questo posto poi se ne innamorano profondamente. Andiamo a lavorare. Arrivi su. A che da giure? A che mi butta giù? A che da giure? No, avere che sopra c'è tutto. Ecco qua. Ecco qui. Andiamo, piano piano.
Non è possibile. Tutto vuoto. Non è possibile. Questa era l'officina pure. L'officina elettrica. C'era tutta, officina elettrica, officina meccanica, tutto c'era. Tutto scuola. Falegnameria, i fabbri. Forse croce. Sì, possiamo passare da questa. Qui c'era il silos. Dove noi ci viene sbanco su? Sì. E che tanta il costolatrice. E girare. Noi spieghiamo con il suo carrello, con i scaccioni, portiamo a strinciare. Ho fatto sul repertorio di Vurude. Qua c'erano 2 torrefattori. La foglia, dopo che veniva riscaldata, torrefatta e tutto, veniva aspirata e mandata in massa sciolto dentro un cilindro. In questo cilindro era chiamato cilindro della profumazione. In effetti prima si metteva soltanto alcol puro che veniva nebulizzato tramite un ugello, no? A pressione veniva nebulizzato e quindi in controcorrente, no? Che il cilindro gira in controcorrente veniva. Poi ultimamente si metteva anche una piccola quantità di cacao che rendeva la sigaretta più buona. Era il 12 giugno del 1982, io entrai la prima volta in manifattura e mi ricordo bene perché
In quel periodo si parlava esclusivamente di calcio perché era il periodo dei mondiali dell'82. La collettività della fabbrica viveva questo periodo in maniera molto partecipe, si parlava tutti i giorni di partite di calcio, queste cose a me interessava abbastanza, quindi anche questa cosa un po' mi intrigò subito. Lo sciopero, te lo ricordi Tonino, è iniziato da quando si è incominciato a parlare seriamente e insistentemente di privatizzazione. Ogni giorno il telegiornale, anche nazionale, parlava del nostro, non dello sciopero della manifattura di Cagliari, ma dello sciopero di tutte le manifatture, perché non fummo solo noi, dopo si allargò a tutte le manifatture. Certo. L'agitazione nel settore dei monopoli di Stato, forse martedì le rivendite di tabacchi riavranno le sigarette, continua intanto lo sciopero. Ci venne proposta una bozza del decreto governativo che parlava di una privatizzazione senza nessun o alcuna garanzia per il personale. Questa fu la scintilla che fece scatenare le preoccupazioni di tutti. Anche i 300 tabaccai della Sardegna hanno chiuso oggi i loro negozi. Una serrata simbolica più che altro, visto che da una settimana non hanno più nulla da vendere. È andato a ruba perfino il tabacco da fiuto. Imperversa il contrabbando. Si favoleggia di pacchetti di Marlboro venduti a 100-200 mila lire. Difficile crederci. E stamane a Cagliari Sant'Elia le sigarette venivano vendute a 1000 lire l'una. Ho visto un fumatore, tremava dalla rabbia. Si avvicinò, io ero oltre il cancello ovviamente, perché sennò mi avrebbe picchiato. Perché state scioperando? Allora vai a spiegare, stiamo difendendo il nostro posto di lavoro, perché stanno proponendo una privatizzazione. E questo dice, no, ma io non sono d'accordo perché io ho bisogno di fumare. E tremava dalla rabbia. Cioè, da una parte mi ha fatto anche tenerezza, però io gli ho detto, guarda, abbia pazienza. Ma capisco il suo fastidio, capisco il suo dolore, però se permette è più forte il dolore che un lavoratore per un posto di lavoro. E se ne andò incavolato, urlando contro di me. Noi potevamo essere considerati privilegiati perché poi magari noi poi avremmo potuto fumare, però mi ricordo noi rinunciammo alla nostra quota mensile e ci preoccupammo di farle avere esclusivamente ai posti, ai centri, gli ospedali, i reparti psichiatrici e il carcere, infatti, di avere le razioni quotidiane di fumo.
Siamo più o meno tra settembre e ottobre del 2000 e una mattina io mi sveglio, mentre compio le mie azioni quotidiane per i preparativi per recarmi al lavoro, mi rendo conto che la mia vista ha un leggero appannamento. Sono passati circa 3-4 mesi, siamo già nel 2001. Si parla nel frattempo si parla anche in quel periodo si parla anche di una chiusura entro l'anno. Io vivo questo periodo comunque vivendo un po' secondariamente questo problema della chiusura, ma vivendo in modo molto più drammatico la mia situazione. Nel frattempo il mio problema si è acuito, è peggiorato in modo notevole, ormai la mia autonomia si è ridotta a zero, autonomia di spostamenti è ridotta a zero, ma io continuo comunque, come si dice, imperterrito a andare tutti i giorni al lavoro, non voglio mancare, giusto qualche periodo, ma qualche ora di assenza magari per frequentare questi corsi dove incominciano a preparare, a dare indicazioni su come un disabile con un problema di vista si può muovere. Guarda che diciamo che cerco di mascherare agli altri e forse anche a me stesso soprattutto che questo può essere un problema grave. Nel frattempo la nebbia che mi avvolge sembra che si stia ispessendo e la sensazione di quel tempo la ricordo benissimo, è quella che mi stessi infilando in un bicchiere di latte. Una coltre bianca sempre più fitta che non mi permette più di muovermi con la solita agilità e con la solita prontezza. Tutto passato, tutto finito. Dal 14 al 17 dicembre la produzione è finita e siamo stati qui per mesi, 8 mesi, a smontare tutti i macchinari.
Questa è una parte dei macchinari che abbiamo smontato, si vede che sono i cimeri, sono rimasti proprio questi cimeri vecchi, che non li ha voluti neanche il ferro vecchio questi qui. Proprio. Quando invece abbiamo cominciato a smontare, sapevamo che ogni volta ci strappavamo una parte di noi stessi, ogni volta che si smontavano le macchine. Poi si smontavano con una certa rabbia, non facendo le dovute attenzioni, perché magari le macchine sapevano che erano destinate da altre parti e non è che prendessimo tutte le precauzioni. Qualche volta, anziché smontare, abbiamo anche tagliato, per esempio, perché si arrangino poi. Ecco. Il 17 dicembre del 2001 abbiamo prodotto l'ultimo pacchetto di MS. Poi siamo rimasti dentro per smantellare gli impianti per 6 mesi. E poi siamo usciti.